Venerdì 9 agosto 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa si accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano ci porta in Comelico, Galleria Comelico. Si parte dal 18 settembre, deviazione e transito di giorno con limite di 30 km/h di velocità, i camionisti la categoria più penalizzata. Per la manutenzione della volta servono 900 giorni, il tunnel resterà chiuso di notte dalle 22 alle 6. Il cantiere ANAS per la messa in sicurezza della Galleria Comelico a Santo Stefano di Cadore scatterà i primi di settembre. Dal 18 settembre partirà in particolare la chiusura notturna del tunnel dalle 22 alle 6 del mattino. Di giorno si marcerà a 30 all'ora. Per la manutenzione dei 4 km di tunnel ci vorranno 900 giorni. Ieri in prefettura Belluno il vertice decisivo. Ancora tutte da discutere le compensazioni che verranno richieste dalle categorie economiche per il disagio. L'approfondimento di Dalmas lo troveremo a pagina 18. Frane, riaperta la strada tra Santo Stefano e Sappada a senso unico, l'approfondimento di Alessia Forzina a pagina 19. San Vito di Cadore, la minoranza antivariante fatta fuori dal Consiglio. Fuori dal Consiglio Comunale la minoranza per ineleggibilità dei suoi componenti fecero causa contro gli espropri della variante. L'approfondimento a pagina 28. Terre alte a Belluno, i telefoni fissi non funzionano, protesta dei residenti. Telefoni a Singhiozzo, a Pian del Monte, Ronce, Tassei e Medil. Da mesi la linea fissa funziona a intermittenza. L'approfondimento a pagina 15. E la foto di copertina ci porta a Cortina d'Ampezzo, Giochi 2026, sopralluogo di CIO e federazioni, avanti tutta, spunta e recupero del trampolino di Zuel. Bob, viaggio nel cantiere, ecco la pista nel bosco. L'imponente cantiere della nuova pista da Bob in mezzo al bosco sopra Cortina. L'approfondimento di Dalmas e Micheli lo troveremo da pagina 16 a pagina 17. A livello Veneto, De Carlo serve un chiarimento, aumento IRAP, Fratelli d'Italia avvisa Zaia, il presidente della regione, qui le tasse vanno ridotte. I nodi delle imprese venete, crisi nel mondo della moda, i posti di lavoro sono a rischio. Queste dunque le notizie messe in primo piano che troviamo sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è identica a quella che abbiamo trovato sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, ovvero siamo in Comelico, Galleria Comelico, lavori al via il 18 settembre. Intanto dopo la frana ha riaperto la viabilità tra Veneto e Sappada. Altra notizia che abbiamo trovato sulla prima pagina del Corriere e che troviamo anche in quella del Gazzettino di Belluno, viaggio nel cuore della pista da Bob. Per la prima volta il cantiere di Ronco aperto anche ai media nei giorni in cui a Cortina c'erano i dirigenti del CIO. Belluno, stadio polisportivo, bisogna trovare più posti macchina, Feltre, vandalismi, i quartieri si smarcano. E ancora completata la manutenzione del sentiero intitolato a Dino Buzzati, l'approfondimento di Fanta a pagina 9. Cortina, Carlo e Giorgio, i vacanzieri dalla laguna alle Dolomiti, l'approfondimento di Dibona lo troverete a pagina 16 dell'edizione nazionale. Pieve di Cadore, il divertimento dei giovani ormai è tutto on demand, viaggio nelle nuove tendenze dell'aggregazione ormai svincolata da posti e periodi fissi, diventando stagionale organizzata sui social. L'approfondimento di Vecellio a pagina 10. La notizia che troviamo invece a pagina 2 del Corriere delle Alpi interessa il capoluogo bellunese, stadio, servono più parcheggi, parere favorevole al progetto della conferenza dei servizi, ma la polizia locale prescrive di aumentare i posti auto e bus. Intanto procede spedito il piano di ricostruzione delle tribune, si punta a riaprire per l'autunno del 2024. Energia, articolo di Giovanni Santin, mini idroelettrico, istruttoria Agcom sul rebus del rinnovo concessioni. La provincia di Belluno aveva chiesto all'Agcom di avere disposizioni chiare sulle regole di indennizzo e per altre procedure. Il nodo dei trasporti, la rabbia di Flavia, utente, invalida, sempre peggio. La signora ha già segnalato alla Regione Veneto, ora vuole risposte, perché tagliate le corse, per fare l'abbonamento al servizio ad Agordo sono finita a Belluno, non c'era un altro modo? Siamo a Canale d'Agordo, 2 giorni fa il disservizio del trasporto pubblico segnalato riguardava la linea Quantin-Ponte nelle Alpi Belluno con l'annullamento di 2 corse mattutine usate dai lavoratori a vantaggio di chi la usava per i turisti. Oggi a partire
Il ritardo ripetuto di una corsa e altri disagi è Flavia Nardelli, cittadina veneziana che per 4 mesi all'anno si trasferisce a Caviola, un'utente invalida che dall'alto della sua pluriennale esperienza sintetizza così la situazione che ha toccato con mano in questi anni. Mi creda, è ogni anno peggio, in questo periodo risiede a Canale d'Agordo. Nella sua lettera la signora Nardelli riferisce di essersi recata alla fermata della Dolomiti Bus di Canale d'Agordo per salire sulla corsa diretta ad Agordo, ma più di una volta il mezzo è arrivato alle 9:25 in ritardo di 20 minuti. Quando scendo devo venire aiutata, il conducente dovrebbe intervenire, qui non succede, e mi lasciano lì, ferma. L'approfondimento vi aspetta a pagina 2. Orari Dolomiti Bus inaccettabili, protestano i sindaci dell'Oltrepiave, altro approfondimento. Marco D'Ambros e Silvia Calegaro, rispettivamente sindaci dei comuni di Lorenzago di Cadore e di Vigo di Cadore, chi ha fatto questo programma non conosce le terre alte. Siamo a pagina 5, biblioteca a 1500 metri, qui 100 volumi, l'iniziativa della Fondazione Angelini che ha portato a Rifugio Settimo Alpini diversi testi di montagna. I gestori Fabrizio Gasperi e Chiara Dallarmi spiegano che gli escursionisti gradiscono molto la nuova offerta. La visita, prefetto in sopralluogo al nuovo centro soccorsi, ancora la protesta, in aumento disturbi mentali, ci sono sempre meno psichiatri, lo sfogo del Comitato per il diritto alla salute, mancanza di programmazione per il personale. Passiamo a pagina 6, vandali, il Palio non c'entra, c'è la vigilanza fino a notte, i quartieri si dissociano dall'accaduto, è venuta a mancare l'educazione, non possiamo garantire per il dopo la chiusura, ci saranno stati degli incivili. Notizia di spalle, Serena del Grappa, serena il premio internazionale ai super emigranti, si terrà nel comune feltrino la cerimonia della 24esima edizione. Il presidente Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, attendiamo le segnalazioni da enti e associazioni entro il prossimo 20 settembre. Sempre da Feltre, 2 notizie, musica, negozi aperti e Cicchetti, torna la festa e ancora a Corsa del Gala, domani il via 9 km su vie sterrate. Continuiamo con Feltre, vendesi quegli edifici che nessuno vuole, diventa sempre più lunga la lista degli immobili pubblici che restano invenduti nonostante diversi tentativi di aste, tra questi le ex scuole di Prene per le quali il comune ha ampliato la destinazione d'uso e riprova l'alienazione. Cesio Maggiore, fulmine in Valcanzoi, bosco a fuoco, al lavoro le squadre della regione, ieri diversi lanci con l'elicottero, il punto già colpito anche l'anno scorso. E sempre dal Feltrino, Sovramonte, 80 anni dall'incendio nazista, oggi via le celebrazioni al ricordo. Arsie, battaglia e resistenza di Forte Leone, i cittadini arsedesi non dimenticano. Siamo a pagina 9, Limana, rinasce il sentiero dedicato a Dino Buzzati, intervento avviato dalla precedente amministrazione in collaborazione con Unione Montana e atteso da tempo la frecciata dell'ex sindaca Milena De Zanette, spero che ora la maggioranza dia degno risalto all'inaugurazione dell'opera. Punto da una Vespa, pastore in ospedale, il fatto è avvenuto, vediamo un attimo se c'è scritto, anche ce la suonava, a Malga Fontana Fredda nel territorio comunale di Selva di Cadore. Sedico, Prapavei, Sagra di San Rocco, tutto pronto per il via domani e a Limana domani l'addio invece a Elvis Sommacal, alle 10:30 al campo sportivo di Valmorelle le esequie di Elvis Sommacal, l'elettricista di 55 anni di Limana trovato morto in doccia dalla moglie la sera di domenica 28 luglio. Sedico all'ABM, il 68esimo anniversario della tragedia di Marcinelle. Il bellunese ha ricordato ieri i 68 anni dalla tragedia di Marcinelle, dove in una miniera di carbone morirono 262 minatori, 136 dei quali italiani con diverse iniziative. L'anniversario ha avuto un significato particolare perché adesso la storia di Marcinelle e dell'immigrazione bellunese in Belgio è stata raccontata in un libro edito da Bellunesi nel mondo, I neri fantasmi di Marcinelle, storie e storie dell'immigrazione bellunese in Belgio, di Egidio Pasuc. Siamo a pagina 10, sabato sera dei giovani, oggi è solo on demand, ritrovarsi venerdì o sabato sera al disco pub era considerata un'abitudine, oggi invece è un evento periodico solo quando e dove non crea disturbo. Punti di aggregazione in Cadore, l'approfondimento di Vecellio. Movida, qui muore tutto, così vincerete voi anziani, l'opinione di un 24enne. A Pieve di Cadore c'è chi si lamenta di rumori e schiamazzi anche a Capodanno. Dove andremo così? Questa è la riflessione di un giovane cadorino. Siamo a pagina 11, Galleria Comelico, cantiere al via, i lavori saranno consegnati a inizio settembre, dal 18 in vigore le restrizioni notturne dureranno circa 2 anni, allo studio deroghe per il transito di specifiche categorie di personale, chiesti investimenti sulla viabilità alternativa.
Continuiamo con pagina 13, pista da bob, cantiere avanti tutta, 105 persone al lavoro ogni giorno, schiera destinata ad aumentare nei prossimi mesi quando l'intervento entrerà nella sua fase cruciale, soddisfatti i delegati del CIO e l'amministratore delegato di Simico, rispettato in pieno il programma dei tempi. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, così si presentava ieri il cantiere di Ronco dove si sta costruendo la nuova pista da bob, soddisfatti i delegati del CIO e l'amministratore delegato di Simico anche per il totale rispetto dei tempi previsti dal programma. A Gordino Cadore, con la moto da strada sulla pista da sci, cade e si ferisce. 3 minorenni del campo scout di Lorenzago salvate sotto al temporale. Avevano sbagliato sentiero. Tanti gli interventi avvenuti nella giornata di ieri, sempre in provincia di Belluno, da parte del soccorso alpino. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 15. Telefoni a intermittenza, terre alte ancora in affanno. A Ronce, Pian del Monte e Tassei, la linea fissa salta, i cellulari prendono poco, disagi anche sulla viabilità, asfalti da rifare e via Medil è ancora chiusa. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio a Milano Cortina 2026, il sopralluogo da parte della Stampa nella giornata di ieri a Cortina, dove è attivo il cantiere per la costruzione della pista da bob, nuovo sistema di refrigerazione e la tecnica Spritz Beton per la pista. Viaggio nel cantiere con Daniele Bortoluzzi del team che guida i lavori a Cortina e Lucia Samorani, direttore tecnico Simico. Abbiamo trovato la miscela adatta di calcestruzzo dopo un confronto serrato. Altri scatti che rappresentano appunto la situazione dei lavori in corso per i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, in questo caso i lavori per la costruzione della pista da bob. Ieri nuovo sopralluogo del CIO, il Comitato Olimpico, bene, avanti così. Il CIO in visita alla pista con le federazioni internazionali, il villaggio di Sokol destinato anche alle forze di polizia. Il prossimo incontro e l'aggiornamento sono in calendario per settembre. E a proposito di Milano Cortina 2026, andiamo indietro fino al 56, il trampolino di Zuel verrà rimesso in sesto, è chiuso dal 1990 e come si può vedere da questo scatto le sue condizioni sono davvero pessime, un brutto biglietto da visita per l'ingresso di Cortina. Siamo a pagina 18, i nodi della viabilità nel Bellunese, Galleria Comelico, cantiere al via, chiusura notturna per 900 giorni. Dal 18 settembre partiranno i lavori di manutenzione lungo i 4 km del tunnel, di giorno si correrà a 30 km orari. Mazzata per i camion che trasportano merci, dovranno fare molta più strada. Ma rimaniamo sempre nell'Alto Bellunese, siamo in Comelico, riaperta la strada fra Santo Stefano e Sappada, c'è il senso unico, ci vorranno 2 o 3 settimane per bonificare la frana, resta chiusa la panoramica del Comelico Costa Lissoio. Incidenti sui monti e sulle strade, biker cade in moto lungo la pista di sci, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo invece con pagina 21, acqua ed energia, mini impianti idroelettrici, l'Agicom apre un'istruttoria. Siamo a Feltre e bike a noleggio a Pra del Moro, servizio in funzione fra pochi giorni. Resta il nodo della manutenzione delle bici nella rastrelliera. Dalla Palma l'assessore comunale per il momento si occuperà il comune. Più di 300 volontari preparano il Giro delle Mura, la macchina organizzativa è già al lavoro per il 23 e 24 agosto, si tengono d'occhio le gare all'Olimpiade, qualche sorpresa ci sarà. Pedavena, aggressione del vigile, lettera inviata a Zaia, in servizio da solo. Maniero del SIULPT torna sul grave episodio di sabato scorso, operatori sovraccaricati di mansioni serve formazione. Chiesto alla Regione di mettere mano alla riforma del settore proposta dal sindacato. 2 notizie brevi, Santa Giustina, critiche di vigne per le commissioni non riattivate, parliamo in questo caso del Consiglio Comunale di Santa Giustina, e questa sera invece a Feltre, estate a Feltre, Cicchettiamo, animano il centro. Passiamo a Fonzaso, sicurezza idrogeologica, lavori quasi finiti in via Molini, la capacità di mettere in pratica gli interventi in programma si lega al reperimento di fondi. Serende il Grappa il 16 agosto, raduno di auto a capo e giro sul Monte Avena. La Mon il 25 agosto, desfida delle contrade nel piazzale del Duomo. E sempre dalla Mon, 2 giorni di festa, Arina apre le porte ai migranti e turisti. Tutto pronto per questo fine settimana, ma il comitato è preoccupato per il futuro.
Limana, sentiero Buzzati rimesso a nuovo con fondo sistemato e segnavia, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. L'iniziativa invece Siamo Sospirolo, settimana senza TV, Sospirolo invita ad uscire con incontri e spettacoli. Siamo a Sospirolo ancora, Pianfalcina, completati i collaudi, domani il ristorante apre i battenti, il Lago del Mis potenzia l'offerta turistica a ridosso di Ferragosto, una novantina i posti a sedere. L'estate sta andando molto bene con i bungalow sempre pieni, a dichiararlo Patrizio De Biasi che gestisce l'area attrezzata del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Tambre, raffica di attività aperte, in arrivo per l'autunno nuovi aiuti alle imprese. E continuiamo con Livinallongo, Fodon Servizi, nuovo vertice, Danny Dorigo alla presidenza, subentra ad Oscar Troi alla guida dell'azienda speciale dedicata al sociale, sarà un incarico a tempo ma darò il massimo per Villa San Giuseppe. Questa è la dichiarazione di Danny Dorigo. Domenica, festa dei Cadorini a Zoppè, sugli scudi 44 studenti, Val di Zoldo, musiche e celebrazioni, parrocchie mobilitate. Bufera a San Vito, la minoranza dichiarata ineleggibile, paghi i danni dei ricorsi antivariante. Martinelli, Brovedani ed Arsier sono stati citati nella causa avviata dal commissario. Il sindaco De Bon è un atto dovuto. E sempre a proposito di San Vito, l'ex candidata al contrattacco, il tribunale non ha deciso, la capogruppo contesta la mancata richiesta di chiarimenti a Roma, siamo finiti sotto accusa per aver difeso troppo il nostro paese. Rimaniamo in Cadore con Valle, comune alla ricerca di una gestione per Pian de Val, lanciata la manifestazione di interesse per l'area ricreativa, l'apertura dovrà essere quotidiana per almeno 10 ore. San Pietro di Cadore, scintille di luce acceda assai, accostalta le immagini di Benedetti e Marsango. A Auronzo, Sagra de San Lugan, riuscita l'edizione numero 70. Dalla rubrica Cultura e Società, Campiello 2024, nessuno fermerà la street art. Vanni Santoni è nella cinquantina del premio con un romanzo che sfuma nel saggio, dilaga ovunque e racconta una controcultura con una lettura anche politica. E continuiamo con la rubrica Giorno e Notte, un Ferragosto con 11 concerti tra vette, borghi e chiese, Cadore Dolomiti Music Festival, domani si parte al sorgere del sole a Rifugio Aquileia con Note all'alba, poi una settimana tra i generi di band, musiche americane e degli organi storici. Ancora sport, pallavolo Serie A3, Belluno un po' di vacanza, si riprende lunedì 26 alla Spes. Atletica, nasce la Run Rest Run, una gara di pista a Mel sabato 5 ottobre. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo da sereno localmente poco nuvoloso, salvo qualche modesto densamento nel pomeriggio in montagna. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.